aspettato qualche minuto perché abbiamo dovuto spostare l'incontro da Sala Chilesotti qui in biblioteca, quindi abbiamo voluto dare modo a chi era andato in Sala Chilesotti di spostarsi e venire qui. Stasera siamo davvero felicissimi di avere un bassanese di cui siamo orgogliosi, il professor Marco Mondini, ospite nuovamente della Biblioteca Civica e della rassegna Venerdì Storia. Dico subito che il suo libro, di cui si parlerà stasera, è anche in vendita all'ingresso della sala, se qualcuno di voi poi volesse acquistarlo, farlo firmare, eccetera. Vi leggo un breve profilo biografico del professor Mondini, che si è laureato all'Università di Pisa in storia militare nel 1998 e successivamente alla Scuola Normale Superiore, dove si è diplomato in discipline storiche nel novembre dello stesso anno. Tra il 2003 e il 2005 è stato borsista all'Università di Padova, nel 2006 ancora borsista alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino, dal 2006 al 2010 assegnista di ricerca in storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 2011 al 2017 ricercatore all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, ha avuto l'occasione di fare ricerca all'Università di Parigi, di Lille, negli Stati Uniti, in Pennsylvania, ed è attualmente ricercatore associato all'Università di Parigi Sorbona. Nel 2017 è diventato prima ricercatore, poi professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, dove insegna storia dei conflitti e storia contemporanea. Dal 2019 è membro del Comité Directeur del Centro Internazionale per la Ricerca sulla Grande Guerra. Collabora con il Corriere della Sera, con il Foglio, con Rai Storia, vi sarà capitato di ascoltarlo numerose volte, insomma, nei documentari che vengono trasmessi da Rai Storia, ed ha una lunghissima produzione saggistica. Comincia dall'ultimo libro, appunto quello di cui parliamo oggi, pubblicato dal Mulino nel 2024, Il ritorno della guerra. Nel 2022 pubblicato Roma 1922, il fascismo e la guerra mai finita. Nel 2019 Tutti giovani sui 20 anni, una storia di alpini dal 1872 ad oggi. E ancora nel 2019 Fiume 1919, una guerra civile italiana. Ma poi lascio stare perché davvero la lista sarebbe molto lunga. Lascio la parola al professor Mondini e ancora lo ringrazio. No, grazie a voi intanto per l'invito, è sempre un piacere tornare, ovviamente non solo perché appunto sono bassanese di nascita, ma perché devo dire in questa sala, in questa biblioteca ho avuto alcune delle più belle discussioni sui miei libri degli ultimi anni. Ne parlavamo prima e devo dire che è sempre una piacevolissima sorpresa ritornare a discutere. Oggi parliamo di un libro, diciamocelo pure, che è un libro di un'antipatia profonda, perché la materia è antipatica. E però è un libro che in qualche modo mi è toccato scrivere. Intendiamoci, era nel mio cassetto da saranno almeno una dozzina d'anni e l'idea era di scrivere un libro che facesse il punto sulla storia molto complicata, molto complessa, molto ironica se vogliamo, del rapporto psicologico, culturale, emotivo tra gli italiani e le guerre, tra gli italiani e il campo di battaglia, in definitiva tra gli italiani e la morte. Era un libro che era rimasto tanto nel cassetto, un po' perché la materia era complessa e un po' perché, sapete, scadenze, anniversari, impegni e soprattutto la sensazione molto profonda che questo libro dovesse essere rinviato in qualche modo. Poi un giorno di febbraio, era esattamente il 24 febbraio, io mi trovavo a Roma per preparare la puntata di un programma di Rai Storia, che non faccio più, ma insomma all'epoca facevo, dovevamo parlare tra l'altro di resistenza romana, e all'alba, invece di lasciarmi dormire, il mio telefono comincia a squillare. Io sono una di quelle pessime persone che hanno la becera abitudine di lasciare il telefono sempre acceso. In quel caso avevo ragione. Comincia a squillare, comincio a ricevere messaggi, telefonate di amici e colleghi italiani all'estero,
Ho detto, hai visto cosa è successo? No, veramente no, stavo dormendo. I russi hanno invaso l'Ucraina. Era la mattina del 24 febbraio. Ora, io ricordo quel giorno, come credo ce lo ricordiamo tutti, come ricorderemo l'11 settembre, per due solidi motivi. Il primo, pochi giorni prima, con un collega e mio amico, che a differenza di me è specialista di storia russa, avevamo pubblicato un articolo di quelli che non si leggono mai perché sono troppo carichi di dati e notizie, quindi in questo paese non vengono letti, ma avevamo pubblicato un articolo in cui davamo quasi per certa l'invasione. La cosa non ci stupiva, quindi, non stupiva noi storici, perché invece gli specialisti in relazioni internazionali di questo paese sono stati presi, come si suol dire, alla sprovvista. 72 ore prima dell'invasione russa, il direttore della più letta rivista di geopolitica di questo paese, ammesso che sia possibile definire cos'è la geopolitica, perché io non l'ho mai capito, disse in diretta a 8:30, talk show della Gruber sulla 7, no, la Russia non invaderà mai l'Ucraina, mai. E Lily Gruber, che non ha proprio sempre la bella abitudine di incalzare i suoi ospiti, ma in quel caso lo fece, gli disse, scusi, ma tutti i report di intelligence americani sono tentativi di un presidente senescente di guadagnarsi un minimo di credibilità. Questo era il massimo esperto di geopolitica del paese. Ora, per spezzare una lancia a favore del povero Caracciolo, va detto che le previsioni sull'invasione russa sono state sbagliate da lui, da generali, da ex generali e poi dalla mai abbastanza vituperata categoria degli ex ambasciatori, che rappresentano però una categoria a parte. Quella mattina io ho deciso di scrivere questo libro. Perché proprio quella mattina? Perché quel giorno, subito dopo aver finito le riprese, parlando con gli amici che mi avevano seguito, con lo staff, e soprattutto cercando di orientarmi nella marea di notizie confuse, di previsioni sbagliate, di narrazioni totalmente abborracciate, che in quel momento erano in onda su tutti i canali italiani. Va detto per inciso, non è che in 2 anni sia migliorata molto la qualità. Io mi resi conto, distinto improvvisamente, che gli italiani erano diventati una popolazione militarmente parlando analfabeta. Cioè, noi non sapevamo più raccontare la guerra, il che voleva dire, cosa ancora peggiore, che non la sapevamo capire. E in effetti nessuno stava capendo nulla di quello che stava succedendo. Intendiamoci, alcune voci lucide che si levarono quel giorno ci furono in Italia, poche, però permettetemi di tenere queste voci lucide alla fine, come coup de théâtre finale. La cosa mi sorprendeva molto, cioè mi sorprendeva molto questo analfabetismo relativo a tutto ciò che aveva a che fare con la guerra. Perché? Perché l'Italia è nata dalla guerra. Intendiamoci, molto più culturalmente che politicamente. Intendo più culturalmente che politicamente perché se l'Italia unita si fosse dovuta affidare per il suo destino alle cosiddette guerre di indipendenza, saremmo ancora sotto gli Asburgo. È noto e stranoto, non ho bisogno di ripeterlo in questa sede, anche perché credo di averlo già detto un certo numero di volte, che le forze armate unitarie italiane hanno la tendenza a perderle le guerre piuttosto che a vincerle, e anche quelle prima non è che se la cavassero molto meglio. Qui ho scelto una delle tante rappresentazioni che si potevano scegliere della mai abbastanza vituperata battaglia di Lissa. Siamo nell'estate del 1866. L'esercito italiano ha appena preso una valanga di legnate a Custozza. Perché? Perché era comandato fondamentalmente da degli incompetenti. Per cercare di salvare il salvabile, alla Marina italiana, nuova di zecca, bella, bellissima. L'esercito italiano e la Marina italiana erano i figli di un paese che spendeva più del 50%
del suo budget pubblico per le forze armate, e pour cause, nel senso che l'Italia era appena nata, circondata da paesi potenzialmente ostili, alcuni sicuramente ostili, l'Austria-Ungheria, altri forse ostili come la Francia. Insomma, c'era la sensazione che l'unità d'Italia fosse in pericolo. Non dimentichiamo nemmeno che fino a quell'anno l'esercito italiano era stato impegnato per lo più nel sud del paese per cercare di reprimere con non grande fortuna la guerriglia che noi chiamiamo detta del brigantaggio, prima lealista filoborbonica, poi autonoma e, come dire, fondamentalmente dedita al banditismo. Ma la sensazione di pericolo negli anni 60 dell'Ottocento era molto forte, questo giustifica gli investimenti fatti in armi e armamenti, tanto è più del 50% del budget. Tanto per capirci, più o meno oggi quanto spendiamo? Siamo sotto il 2%. Il 2% è considerato come dire, il minimo sindacale dalla NATO. Ecco, stavo per cercare di usare qualche bel termine da analista economista. No, è proprio il minimo sindacale, il 2%. In realtà calcolare esattamente quanto si spende in difesa in un paese europeo non è semplicissimo, è una spesa molto opaca. È molto opaca perché quel 2% è il budget che noi dovremmo spendere per il Ministero della Difesa, ma la spesa in armi e armamenti oggi si fa anche in altro modo. Tuttavia, tra il 50 e il 2%, c'è un bel decalage. Ma quelle spese erano state investite bene? A giudicare dai resoconti del 1866, no. A giudicare da quelli di 30 anni dopo, manco che manco. Cos'è questo? Questo è il più celebre, anche perché è una commissione, una committenza ufficiale, quadro raffigurante cosa? Diciamo il punto d'arrivo delle sfortunatissime, questa è Adua, questo è Dogali, 1887-1896, il punto d'arrivo delle sfortunatissime campagne coloniali degli anni 80-90 dell'Ottocento. Ora, non occorre che io qua dica che quelle campagne furono fondamentalmente un insuccesso clamoroso, ma cosa hanno in comune questa rappresentazione, una tavola illustrata che rappresenta l'ultimo istante, last stand, del colonnello Menini, comandante del battaglione Alpini d'Africa. Per inciso, sì, la fama degli Alpini nasce non sulle Alpi, ma sui campi di battaglia dell'Africa orientale. È surreale, ma ne sono successe tante di cose surreali agli Alpini, compresa quella di essere spedito sull'Ansa del Don. Cosa hanno in comune, dicevo, questa rappresentazione? Questa e questa. Beh, è semplice, sono tutte e tre delle disfatte, ma raccontate in modo tale che la disfatta sia gloriosa. Ci riusciamo? No. Non perché non ci si provi, e altri paesi ci riescono. Figuratevi che i francesi ancora oggi riescono a dire che la battaglia di Sedan del 1870 è stata una giornata nobile ed epica. Si sono persi un impero, un imperatore e un'intera armata, tutto in un giorno solo. Ma loro ci sono riusciti. A raccontare cosa? A raccontare il mito della disfatta gloriosa e nobile. Ora, perché ho voluto cominciare il mio libro parlando di Lissa, Custozza, e poi Dogali, e poi Adua? Perché sono tappe della costruzione di un mito. Quale mito? Lo stesso mito che aveva in qualche modo sotteso tutta la costruzione culturale del Risorgimento. L'idea che gli italiani fossero una comunità di guerrieri che avevano come scopo, come compito, come missione storica, quella di far rinascere, risorgere la nazione italiana e di darle la forma di uno Stato unitario. Ovviamente nel pensiero nazionalista ottocentesco la nazione è un'entità naturale che esiste da sempre, non è un manufatto culturale,
non è una comunità immaginata, cioè non è qualcosa che ci inventiamo noi. Gli studi degli ultimi 50 anni hanno molto ben investigato l'idea forte di questo nazionalismo ottocentesco che prevedeva spiriti colti e sinceramente innamorati dell'idea della costruzione di uno Stato. La nazione è sempre esistita. Questa comunità che Alessandro Manzoni avrebbe battezzato una d'arme di lingua, d'altare e di cor. Mi permetto di ripeterlo perché Manzoni forse non se ne rendeva conto, ma in quel momento, con questo verso, lui coniava la più efficace definizione di cos'è l'idea di nazione italiana in tutto l'Ottocento. Una di cor, ovviamente, perché esista una nazione bisogna che qualcuno pensi che esista, dobbiamo sentirci membri di questa cosa strana che non possiamo vedere, non possiamo toccare, immaginiamo, per questo gli storici la chiamano una comunità immaginata, che è la nazione. E siamo tutti figli suoi. È una comunità fatta di sentimenti, di lingua, parliamo più o meno nell'Italia dell'Ottocento, tutti la stessa lingua, di sangue, apparteniamo tutti a un destino e soprattutto a un passato comune. D'altare, Manzoni era un buon cattolico, non avrebbe potuto fare a meno di infilarci la religione, e d'arme. Le nazioni nell'Ottocento europeo si costruiscono sui campi di battaglia, perché sono tutte immaginate come nazioni guerriere. Non è che gli italiani fanno eccezione. Il problema degli italiani, casomai, è che le guerre, invece di vincerle, come sarebbe opportuno fare, tendiamo a perderle. Però, qual è l'aspetto intrigante di questa prima stagione del rapporto tra italiani, sono già a questo punto regnicoli, cioè cittadini del Regno d'Italia, e guerre? Che non importa se le guerre si perdono, intendiamoci, Lissa, Custozza e Adua sono anche l'occasione per la scoperta di un oggetto pubblico, del dibattito pubblico, che non se ne andrà mai più, il capro espiatorio. Gli italiani si inventano questa esigenza fantastica di avere qualcuno su cui scaricare la colpa. Per carità, di colpe ce ne sono a bizzeffe. A Custozza e Lissa l'esercito e la marina italiana avrebbero potuto tranquillamente vincere. Poi erano guidate da degli incompetenti. Questi incompetenti hanno dei destini differenti, perché i generali dell'esercito di Custozza si limitano a scomparire dalla scena pubblica. Sapete, elite militare sabauda, bisognava in qualche modo proteggere il buon nome del vecchio esercito piemontese o di coloro che nell'esercito piemontese erano entrati da poco. A Lissa la sconfitta, la disfatta è talmente clamorosa che l'ammiraglio Persano, che pure viene dall'aristocrazia sabauda, viene messo sotto processo. Ed è il primo dei grandi processi spettacolo che questo paese conoscerà in più o meno 160 anni di infelice storia unitaria. Perché lo chiamo processo spettacolo? Perché è un processo mediatico, viene seguito dalla stampa. I giornalisti si affollano nell'aula del tribunale per poter raccontare ogni giorno ai lettori cosa sta succedendo. L'ammiraglio Persano, che intendiamoci aveva tutte le sue colpe, viene degradato, cacciato dalla Marina, non sorprendentemente perderà il suo posto in Parlamento, privato della pensione, ed è un miracolo se non lo fucilano. La stessa cosa succederà alla battaglia di Adua, dove il generale comandante finirà sotto processo tenuto in Africa orientale direttamente, ma comunque seguito dalla stampa. Senza scendere troppo in dettagli, anche perché non vorrei spoilerarvi quello che racconto nel libro, questi processi scandalo, processi mediatici, servono a individuare un colpevole che ci permetta di pulire la coscienza del resto della comunità nazionale. Del resto è questo che è un capro espiatorio. Cos'è un capro espiatorio? È un sacrificio. Io sacrifico
oggettivamente il capro sul fuoco per purificare i peccati della comunità. Se non ho un caprone da buttare sul fuoco, troverò qualcuno a cui far fare il caprone. Ammiragli e generali vanno benissimo. Ma il punto saliente non è tanto il processo spettacolo in sé. Io mi sono molto divertito, devo dire, a raccontarli, perché se voi prendete i processi spettacolo, i processi scandalo della metà del XIX secolo e quelli che sono stati fatti e si faranno sicuramente anche nei prossimi mesi e prossimi anni, sono tutti uguali. Bisogna accollare le colpe della comunità su un singolo individuo in modo tale che poi la comunità nazionale possa dire che lei è immune da responsabilità e colpe, e quindi l'idea, che peraltro affonda anche in una certa verità, è che gli italiani si battono coraggiosamente, ma un singolo ammiraglio e un singolo generale sono dei mostri di incompetenza. Peraltro non è del tutto sbagliato. Un'altra caratteristica tipica è quella di esaltare l'eroismo anche nella sconfitta. Cosa ci racconta un quadro come questo? Guardate, potrebbe essere messo al confronto con altri grandi tableau, altri grandi quadri dell'epoca della pittura esotica e coloniale. La pittura coloniale è un genere che ha un'enorme popolarità nella seconda metà del XIX secolo e che correda direttamente i grandi palazzi del potere o i grandi musei. Perché? Perché funziona come Biblia Pauperum dei contemporanei. Io racconto cosa è successo con immagini che colpiscano immediatamente un pubblico che non è solo il pubblico di coloro che sanno leggere e scrivere, anzi, meglio se non lo è. Intanto perché coloro che sanno leggere e scrivere nell'Italia alla metà del XIX secolo sono 4 gatti, primo. E secondo, perché io grazie alla narrazione per immagini posso raccontare qualcosa che in realtà non è mai successo. In questo caso l'idea di fondo del quadro è: siamo stati massacrati, il cosiddetto massacro di Dogali è il risultato semplicemente di una decisione militare sprovveduta, di un singolo ufficiale che si mette al comando di una colonna di 500 uomini, armati praticamente solo delle loro armi individuali, con 2 mitragliatrici, che però erano dei residuati bellici che ci avevano venduto gli egiziani e che casualmente non funzionavano, e vengono sorpresi allo scoperto e senza possibilità di trincerarsi da una forza armata indigena, che è bensì composta soprattutto da bande di guerrieri armati all'arma bianca, ma non solo, e che soverchia in numero la colonna italiana di più o meno, se non mi ricordo male, 20-1, senza una difesa possibile, senza armi automatiche che danno la superiorità normalmente agli europei, senza un piano di battaglia, perché è una battaglia di incontro, come si dice, non era stata prevista, senza ricognizione. La colonna di 500 soldati italiani si muove senza alcuna ricognizione, senza cavalleria in appoggio e fondamentalmente non sapendo nemmeno bene qual è la strada. Una dimostrazione di arroganza tipica del colonialismo europeo bianco in quegli anni, che però era più tipica degli italiani, che erano dei neofiti. Gli inglesi un'idiozia del genere non l'avrebbero mai fatta. Non è che loro non le perdano le battaglie contro armate nere, ma, come dire, non le perdono in maniera così plateale. Non sorprendentemente la colonna viene annientata. Ma non si può accettare solo il fatto che una colonna di alcune centinaia di soldati bianchi sia stata annientata da una forza nera. E allora io li raffiguro con un canone eroico. Ce ne sono tanti di quadri europei della pittura coloniale e della pittura marziale che usano lo stesso tipo di codice narrativo. In effetti, tra questo e le Termopili, poco ci manca. Certo che abbiamo perso, erano di più barbari infiniti. Guardate, non si vede neanche il numero dell'orda nera, come viene chiamata. Si vede bensì l'eroismo dei pochi bianchi che continuano a combattere fino alla fine. Il loro comandante, sguainata la sciabola, impugna anche
la lancia di un nemico e si scaglia come farebbe un buon capo guerriero dell'antichità e come non dovrebbe fare un ufficiale moderno, che normalmente la battaglia la deve dirigere, non deve prendervi parte. Ciò che deve risaltare è che gli italiani muoiono, ma muoiono ordinati al loro posto e senza soprattutto cedere mai. Qual è il punto focale di tutta questa narrazione? La storia degli italiani è una storia di racconti di battaglie. Perdute? Sì, per la maggior parte sì, ma è una storia di battaglie. Perché? Perché le battaglie raccontano il carattere nazionale, l'epica nazionale, la storia del modo in cui noi difendiamo il diritto dell'Italia a essere considerata una nazione. E per quale motivo c'è bisogno di difenderlo con le armi, questo diritto? Perché siamo diventati uno Stato unitario senza sapere esattamente per quale motivo. Chi lo dice? Beh, non io. Lo dice uno di coloro, uno tra gli intellettuali italiani che più lucidamente riflette su tutto questo sequel di disastri. Pasquale Villari, che nel 1866 dedica alla sconfitta di Lissa e Custozza un saggio molto lucido e approfondito di oltre 30 pagine che viene pubblicato sulla rivista Il Politecnico, intitolato, guardate un po', Di chi è la colpa? Pasquale Villari chi è? È un grande intellettuale italiano, storico, sociologo prima che si inventasse la sociologia in Italia, meridionalista, direttore della Scuola Normale Superiore, grande studioso di pedagogia. Lui, come tutti i buoni italiani patrioti, è sconvolto dalla portata di queste sconfitte e allora scrive un articolo dal titolo appunto Di chi è la colpa e cerca di ragionare sul perché gli italiani sono andati incontro a queste catastrofiche disfatte. Perché non siamo una nazione vera, compiuta, soprattutto perché siamo una nazione ignorante. Pasquale Villari è uno studioso di scuola e quindi dice perché i tedeschi nel 1866 a Sadova, nostri alleati, stessa guerra, vincono a man bassa e noi invece ci facciamo prendere a legnate? Perché loro sono alfabetizzati e noi abbiamo mandato a combattere un popolo contadino analfabeta che non sapeva perché andava a combattere e non parlava neanche la stessa lingua. Perché siamo una nazione ancora divisa, perché siamo una nazione incompiuta, perché bisogna rafforzare l'istruzione, il sapere, la fiducia degli italiani in se stessi. Ciò nonostante, Pasquale Villari dice due cose che devono rimanere. Uno, nonostante tutto, l'esercito, le forze armate sono la nazione perfezionata, sono la parte migliore di noi. E perché lo dice? Perché l'esercito italiano, che funziona secondo il sistema della coscrizione obbligatoria, quella che abbiamo sospeso alcuni anni fa e che secondo me prima o poi, ma questo lo diremo dopo, qua ritorna, perché grazie al sistema della coscrizione obbligatoria universale, l'esercito italiano è il luogo dove gli italiani si incontrano e imparano a conoscersi. Pasquale Villari usa un'immagine molto forte. Il capraio dell'Appennino col gentiluomo di Milano, il pescatore di Napoli col contadino della Val Padana. Allora, il pescatore e il contadino forse, il gentiluomo di Milano negli anni 60 dell'Ottocento no. Perché? Perché fatta la legge, trovato l'inganno, in quegli anni se voi avevate i soldi per farlo, potevate evitarla la naia. Legalmente pagavate una tassa, si chiamava tassa di affrancazione, ed eravate liberi. Quindi il figlio del papà notaio, commercialista, avvocato, professore universitario, possidente, eccetera, 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 perché costava sta cosa, poteva tranquillamente lasciare che al posto suo andasse qualcun altro, tanto all'esercito italiano, che ci andasse il figlio dell'avvocato di Milano o ci andasse il capraio dell'Appennino, non gliene fregava né tanto né poco. Uno vale uno, l'hanno detto i militari italiani molto prima di tanti movimenti politici. Anzi, meglio se ci mando i contadini, perché in fin dei conti, se muoiono loro, che problema c'è? Braccia sottratte all'agricoltura, direte voi. Sì, ma ce n'erano tanti. Vi ricordo che ancora al censimento del 1901 il 60% della popolazione italiana, e si erano già fatti i progressi, dichiara di essere contadina. Uno più, uno meno.
L'altra cosa che dice Pasquale Villari è molto interessante per il nostro futuro. In ogni caso il problema non è che non dobbiamo fare le guerre, è che dobbiamo farle meglio. Perché? Perché anche Pasquale Villari crede che sul campo di battaglia si giochino i destini e il decoro della nazione. Ma del resto non l'aveva detto Hegel, che le guerre sono il tribunale dei popoli. E così, di sconfitta in sconfitta, gli italiani decidono che hanno bisogno di una prova di riparazione, la chiamano proprio così. Libia. Facciamo le domande alla fine. Dogali, 1887? Ah, ma è sempre la stessa. Stiamo cercando di invadere l'Africa orientale. Sì, sì, sempre quella. Ma non è, in realtà, più che una battaglia da un punto di vista numerico, è una scaramuccia. Però il problema è che quelle centinaia di morti, perché sono comunque centinaia, in Italia fanno un'impressione abnorme. Talmente tanta impressione che verrà dedicato loro un monumento, che esiste ancora oggi a Roma, grazie a una sottoscrizione pubblica, a cui partecipa anche il re, l'obelisco di Dogali, e che è l'occasione per un'enorme rappresentazione pubblica dell'eroismo degli italiani. Siamo sempre sul terreno coloniale, per inciso, perché la giovane Italia che ha caterve di problemi in casa va a combattere sul terreno coloniale a partire dagli anni 80 dell'Ottocento? Perché la storia coloniale italiana è molto suggestiva, non abbiamo il tempo qua di farla, è una storia nata per caso. Non c'era una strategia governativa negli anni 70 dell'Ottocento. Ci troviamo a gestire, mi viene a venire in mente che effettivamente cominciavamo già all'epoca, a gestire un fallimento privato con dei soldi pubblici. Si vede che è una bella abitudine in questo paese, e quindi lo Stato italiano rileva la proprietà della baia di Assab e si ritrova per le mani di fatto un possedimento coloniale. Non c'era, dicevo, una strategia governativa per fare un impero coloniale, però siamo nell'Europa della seconda metà dell'Ottocento, dove una nazione che si voglia considerare grande nazione deve avere un impero coloniale. Resistono in pochi a questa tentazione e non sempre. Otto von Bismarck diceva che non avrebbe scambiato le ossa di un singolo moschettiere pomerano per un impero in Africa, però quando poi il Kaiser lo licenzia, manda migliaia di uomini armati in Africa a sterminare popolazioni intere per costruirsi un impero. È una questione di prestigio, di decoro, di immagine. Interessi economici zero, compresa la guerra di Libia. Qua ci troviamo in un anno molto particolare, perché è l'anno santo della nazione italiana. 1911, cinquantennale dell'unificazione. Consuntivo dell'unificazione? Ma, allora, consuntivo interno non felicissimo, consuntivo estero deprecabile. Certo, abbiamo 2 possedimenti coloniali, però non è che siamo considerati moltissimo come grande potenza, e allora attraverso un complesso gioco di contrappesi e di equilibri politici che non ho il tempo di raccontarvi, ma che ha a che fare anche lì con la sopravvivenza delle risicate maggioranze parlamentari, dal che si nota che anche questo non è uno sport che ci siamo inventati recentemente, l'Italia di Giovanni Giolitti, politico progressista e statista tra i pochi che l'Italia abbia mai avuto, decide di imbarcarsi per andare a conquistare la Libia. La Libia non esisteva all'epoca, ce la siamo inventata noi. Infatti, appena hanno potuto, hanno cessato di esistere. Esistevano la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan, province dell'impero ottomano, difese come poteva difendersi l'impero ottomano nel 1911, con 4 gatti. L'idea è che 4 gatti erano, 4 gatti sarebbero rimasti, quindi provochiamo finché l'Italia non va a sbarcare a Tripoli, preceduta da una campagna mediatica fenomenale. Dico fenomenale perché è la prima sistematica campagna di fake news che questo paese conosca. A base di cosa? A base di articoli inventati sulle grandi riviste illustrate che sono la televisione dell'epoca, in cui si dice che la Libia, che ripeto non esisteva, la chiamiamo così noi, è in fin dei conti la Libia Felix dell'impero romano, e in quanto Libia Felix sarà fertile, sarà verde, ricca
grandi risorse agricole. No, non pensiamo al petrolio, perché all'epoca non ci stavamo ancora pensando. Cioè l'unica cosa che si doveva pensare, non la pensiamo. Vabbè, ma del resto era il 1911. Si pubblicano delle foto e soprattutto delle tavole pittoriche artefatte sulle grandi oasi agricole della Libia. Come dire, come fake news non andiamo male, però ci credono quasi tutti, alcuni no, cioè, ci sono alcuni intellettuali, soprattutto diciamo nell'area democratica, progressista, che dicono, vabbè, sentite, ma questa è una presa in giro, sembra di assistere a un talk show di quelli di oggi, in cui si millantano ricchezze che non esistono. Perché sono necessarie queste frottole? Frottole di enorme successo, perché bisogna creare un consenso di massa a una guerra che prevederà l'invio di un corpo di spedizione massiccio fatto in gran parte di coscritti. Da un punto di vista militare, la guerra di Libia è un discreto successo, non nel senso che sia una passeggiata di salute. Gli italiani sbarcano, conquistano le città, la guarnigione ottomana si ritira nell'interno, dopodiché scoprono quello che scopre chiunque quando sbarca in Libia, che il vero problema non sono gli eserciti regolari, sono i guerriglieri nell'interno. Dal 1911 fino alla dissoluzione della Libia, con la morte di Gheddafi e l'intervento dei francesi, tutti sono andati a sbattere il muso contro lo stesso problema, il che denota che anche i francesi, oltre che gli americani, leggono poco di storia, se no queste cose le avrebbero sapute. O noi, come dire, non le abbiamo raccontate, che è anche possibile. In ogni caso, Tripoli, Bengasi, Tobruk vengono conquistate relativamente facilmente. Poi rimane il resto dello scatolone di sabbia. Appena gli italiani cercano di addentrarsi nell'entroterra, vengono letteralmente massacrati, con effetti deleteri, non solo dal punto di vista dei poveri soldati di coscrizione che vengono fatti a pezzi dai guerriglieri, ma dal punto di vista della scoperta per gli italiani di un nuovo genere, la guerra ai civili. Perché? Perché i comandanti sul posto non la prendono benissimo e cominciano a sterminare tutto quello che si muove. Ovviamente queste notizie agli italiani non vengono riportate. Pensate che le cronache fotografiche delle atrocità commesse dai soldati italiani sulla popolazione civile vengono pubblicate, perché a questo punto la fotografia è un mezzo di comunicazione di massa, in un unico volumetto a opera di un coraggiosissimo fotografo socialista che viene ritirato praticamente dal mercato. Per il resto, riviste illustrate, quotidiani, fanno finta che questi massacri non esistano e ci riescono benissimo. Tant'è che i massacri di civili in Libia ad opera delle truppe italiane tra 1911 e 12 verranno riscoperti e tramandati e studiati dalla storiografia solo molti decenni più tardi. Ma anche qui non è importante chi muore o chi vive, l'importante è creare eroi, creare epica, creare gloria. Perché? Perché l'Italia ha bisogno della sua prova di riparazione. Ci riusciamo a, come dire, riparare con questo esame? Sì e no. In fin dei conti molti pensano, sì, abbiamo conquistato la colonia, però diciamoci la verità, non è una guerra seria. Perché? Perché non è una guerra fatta contro altri bianchi, ne abbiamo bisogno ancora di guerre. Di queste guerre, per la precisione. E arriviamo al primo conflitto mondiale. Ora, noi siamo abituati a vedere la Grande Guerra secondo l'ottica della narrazione dell'Europa pacifica post 1945. Lo sapete, la carneficina industriale, l'inutile strage, la guerra civile tra europei. Però come la si raccontava invece agli italiani all'epoca? Cioè, come la raccontavo questa grande guerra che pare non finire mai all'unico popolo europeo che in guerra c'era entrato diviso? Perché? Perché ci entriamo un anno più tardi, ci entriamo lacerati da quella che è di fatto una guerra civile per decidere se fare o no la guerra. Ci entriamo contro, ripeto, contro il volere della maggioranza parlamentare e della maggioranza della popolazione e ci entriamo peraltro senza capire esattamente perché.
nel senso, sì, lo so anch'io, Trento, Trieste, ma tutti i paesi che entrano in guerra nell'estate del 1914 lo fanno dicendo che sono costretti, sì, anche i tedeschi. È un po' una frottola, però gli riesce bene. Quando il Kaiser Guglielmo parla ai suoi popoli, il 1° agosto del 1914, con un discorso che rimane celebre, dice: io sono stato costretto a sguainare la spada. Perché? Perché ci stavano accerchiando e avrebbero annientato la grande Germania, bla 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 bla. Sta raccontando un'evidente falsità, però almeno ci prova. Tutti gli altri invece ci riescono. L'Austria-Ungheria può dire che fa la guerra alla Serbia perché la Serbia è la mandante dell'omicidio di Sarajevo. La Serbia è stata attaccata. La Russia interviene per difendere la piccola Serbia. L'Inghilterra interviene per difendere il Belgio, poveracci, non hanno fatto male a nessuno, sono indipendenti e neutrali da sempre. I tedeschi cattivoni li hanno invasi e noi interveniamo. La Francia viene invasa, quindi loro giocano, per così dire, in casa. Tutti riescono a inventarsi in un modo o nell'altro l'idea che loro la guerra la fanno per difendersi o per difendere la civiltà. Ma gli italiani? Intanto già il fatto che ci pensiamo sopra un anno non ci mette propriamente di buon occhio. E poi, in che senso noi interveniamo in guerra per difenderci? Infatti, se noi andiamo a esaminare il discorso con cui il re d'Italia si rivolge ai suoi sudditi, credo che sia il discorso più imbarazzato di un monarca europeo in quegli anni. Perché lui lo sa che l'Italia entra in guerra fondamentalmente per una questione di opportunità. Cioè l'opportunità, la grande occasione di completare la missione storica del Risorgimento, ma soprattutto, perché detto tra di noi, al Presidente del Consiglio dell'epoca, al suo Ministro degli Esteri, Sidney Sonnino, della missione storica del Risorgimento non gliene fregava né tanto né poco, ma soprattutto c'è la grande occasione di regolare per sempre i conti con il nemico storico, che è anche il principale competitor nell'area di espansione del Regno d'Italia, cioè l'Austria-Ungheria. Quindi sì, per carità, diciamo che entriamo in guerra per liberare i fratelli irredenti di Trento e Trieste. Ci credono sinceramente gli irredentisti, molti nazionalisti, molti interventisti democratici come Cesare Battisti, che scappa dal suo paese per fargli la guerra. Non è che non ci credano, ma non è quello il motivo per cui il governo italiano decide di entrare in guerra. Tant'è che a negoziati ancora in corso, nei mesi precedenti, Sidney Sonnino aveva detto esplicitamente: fondamentalmente a me di Trento non interessa assolutamente nulla. Trento all'epoca era poco più che una cittadina non molto ricca, anzi inserita in un contesto decisamente povero. A me quello che interessa è Trieste. Se avesse ragionato in termini nazionalistici, risorgimentali, epici, irredentistici, avrebbe detto Trento e Trieste o niente, Trento e Trieste o morte. No. Quindi si entra in guerra per motivi abbastanza materiali, abbastanza concreti, per nulla epici. Ma come la racconto quella guerra? La racconto come la prova suprema degli italiani, che fanno la guerra in posti bellissimi, perché la guerra la si fa sulle montagne, cioè sotto gli occhi di Dio che ci guarda, e la guerra si fa in nome del principale concetto che lega il cittadino allo Stato nell'Europa di quegli anni: sacrificio. Perché questo è il nesso tra l'individuo e la comunità. Questo è ciò che fa di un cittadino un cittadino. E chi l'ha detto che un cittadino, per essere cittadino, deve essere pronto a sacrificare la propria vita? Ce l'ha detto la Rivoluzione francese. E noi siamo i figli della Rivoluzione francese, almeno per questo sicuramente. Sacrificio. È sacro donare la propria vita per la comunità. Del resto, il sacrificio per eccellenza è la base della civiltà cristiana. E infatti il patriota che dona la propria vita sul campo di battaglia viene normalmente chiamato, oltre che caduto, martire. È complesso
sfumato, ma sicuramente estremamente seducente questo codice retorico. Perché? Perché pone la vita dell'individuo al servizio della collettività, ma non per motivi spiccioli, non per una provincia in più, per il bene del re, di cui peraltro la maggior parte degli italiani non sapevano esattamente quale fosse l'effigie, non per Trento e Trieste, che la stragrande maggioranza degli italiani non sapevano dove fossero, e ancora oggi Trento e Trieste molti credono che siano due quartieri della stessa città. No, se si chiedete ai miei studenti sì. No, io vado a combattere perché in quanto cittadino io sono tenuto a offrire la mia vita per la collettività. E non solo a rischiare di morire, a rischiare di uccidere, che è anche peggio, perché il vero tabù non è morire, è uccidere. Ce l'ha detto la Rivoluzione francese, ce l'ha detto il linguaggio del risorgimento nazionalista, me lo hanno insegnato a scuola, quando sui libri di scuola io studiavo quanto fossero eroici i miei nonni e i miei genitori che il risorgimento l'hanno fatto. A proposito, oggi è il 18 ottobre, mi piace ricordare che il 18 ottobre del 1886 veniva pubblicata la prima edizione del libro Cuore. Non c'è una Bibbia dell'eroismo risorgimentale più evidente del libro Cuore, sì lo so che oggi è illeggibile, però all'epoca lo leggevano tutti. Ma ve la ricordate la piccola vedetta lombarda? Allora, la piccola vedetta lombarda, oggi la vietano, cioè se voi provate a leggere la piccola vedetta lombarda a scuola, ve la vietano. Perché? Prima guerra d'indipendenza. Arriva questo squadrone di soldati piemontesi che non sanno esattamente dove sono, già lì cominciamo malissimo, e trovano un ragazzotto. Ve la riassumo, perché sennò stiamo qua fino a domani mattina. De Amicis ovviamente la scrive molto meglio. Non sanno dove sono gli austriaci, il che militarmente parlando già ci dice che abbiamo un esercito di peraccottari, e chiedono al ragazzotto lì presente, evidentemente minorenne, di salire sull'albero e dare un'occhiata intorno se per caso vede luccicare baionette e sciabole. E questo ragazzotto, invece di dirgli ma siete folli, ci sale. Già qui credo abbiamo violato molti articoli del codice penale. Oggi siamo in pieno telefono azzurro. All'epoca il ragazzotto si arrampica come uno scoiattolo e in cima all'albero vedo laggiù il luccicare delle sciabole. E quanti sono? A parte che a occhio e croce il ragazzotto non sa leggere e scrivere e probabilmente non sa neanche fare di conto, ma su questo De Amicis, come dire, passa oltre. Dove sono, ragazzo, gli austriaci? Sono lì gli austriaci che non sono imbecilli, cominciano a sparacchiare. E spara oggi, spara domani, il povero ragazzotto viene colpito come un tordo nella stagione della caccia. E piomba ai piedi dell'albero. Orrore? Panico? No, orgoglio. Il comandante del reparto lo fa ricoprire con la bandiera tricolore e tutti i soldati che passano di là, sembra il verso poi di Bella Ciao, in realtà è Bella Ciao che ha orecchiato questa faccenda, si mettono sull'attenti e lo ricoprono di fiori. Orgoglio. Gli italiani, soprattutto i più piccoli, hanno dimostrato di sapersi battere. Sarebbe meglio dire solo i più piccoli, perché quegli altri, vabbè, comunque lasciamo perdere. Ora, lasciamo perdere il fatto che questa lettura oggi sarebbe censurata. Lasciamo perdere il fatto che si tratta di abuso di minorenne, ok? Lasciamo perdere il fatto che non c'erano i documenti per l'assicurazione e la sicurezza sul posto di lavoro. Lasciamo perdere tutto questo. Cosa ci racconta nel 1886, esattamente il 18 ottobre del 1886, il libro Cuore? Che il sacrificio è bello, è nobile, perché è sui campi di battaglia che io decido il destino della collettività. E questo è il codice narrativo con cui viene giustificata, raccontata, spiegata la Grande Guerra, soprattutto a coloro che rimangono, cioè fondamentalmente vedove e orfani. Andiamo un attimo avanti. Perché?
qua vi faccio un saltino. Siamo alle guerre del fascismo. Fino adesso noi ci siamo accontentati di, come dire, raccontare il perché la guerra entra nella testa degli italiani da subito, da quando si pensa che una nazione italiana debba esistere. La testa degli italiani è permeata, invasa, occupata dall'idea delle armi, della violenza della guerra. Le parole della guerra, le canzoni della guerra, le emozioni della guerra sono parte integrante del pensare di essere italiano. Perché solo attraverso la mia disponibilità a morire e uccidere, e quindi anche a combattere, io mi posso dire italiano. Tutto questo non discosta l'Italia dalle altre nazioni europee. Combattere, uccidere e morire non sono degli attributi tipici solo degli italiani per potersi definire buoni cittadini, patrioti. Sono qualità proprie di ogni europeo dell'epoca. Passa la prima guerra mondiale e le cose cominciano a scricchiolare. Perché? Perché fino al 1918-19 il canone culturale europeo, che prevedeva che la guerra fosse bella, buona e giusta, e che andare a morire in guerra fosse il destino migliore per un buon figlio della cittadinanza, della comunità, della nazione, questo non voleva dire che fossero tutti allegri e contenti di farlo. Questo vuol dire che era quello che si leggeva nei libri di scuola, nei testi di educazione, che si raccontavano nelle conferenze i pedagoghi, scusate, che veniva detto ai maestri di scuola e bla 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 bla. Questo è il canone culturale dominante, egemone. Poi dopo il 1919, sapete, le cose cominciano piano 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 a scricchiolare. Non è vero che dopo il 19, dopo la grande carneficina, milioni e milioni di morti, persino il più patriota dei patrioti si rende conto che questa carneficina ha portato non a un'Europa più pacifica, non a un'Europa più stabile. In realtà ha portato un gran casino. Perché? Perché nel 1919 si sigla il Trattato di Versailles, ma le guerre mica finiscono. Si continuano a combattere tante guerre non dichiarate. Quali? Le guerre sui confini orientali della Germania, dove le milizie volontarie illegali combattono contro milizie volontarie illegali slave per decidere a chi va una città e a chi va un'altra. Le guerre civili. Pensate al caso italiano. Noi usciamo dalla Grande Guerra e entriamo nella guerra civile. Usciamo dalla guerra civile e entriamo nella dittatura. Wow. L'Europa del 1919-22 è un'Europa turbolenta, è un'Europa violenta. Il Trattato di Versailles non fa finire niente. Tuttavia, qualcuno comincia a pensare che effettivamente forse è anche possibile immaginare un futuro, una cittadinanza, un'Europa in cui la guerra non sia il centro naturale della vita pubblica. Sono ancora in pochi, ma qualcuno comincia a pensarlo. Sono quelli che un giorno chiameremmo pacifisti. Non in Italia. Perché? Perché in Italia nel 22 si afferma il totalitarismo fascista. Perché io lo chiamo subito totalitarismo? Guardate, gli storici su questa faccenda si dividono in due grandi categorie. Quelli che vi dicono che dall'ottobre del 1922 fino più o meno al delitto Matteotti, di cui quest'anno celebriamo il centenario, cioè fino all'estate del 24 e poi alle leggi fascistissime del 25, la dittatura fascista convive con le istituzioni dello Stato liberale, quindi c'è una specie di transizione, e chi, come me, è convinto che dall'ottobre del 1922 al più tardi dai primi giorni di novembre del 22, in realtà il governo Mussolini già cominci a smantellare pezzo dopo pezzo il sistema liberale e costruisca fin da subito un regime totalitario. Qual è l'essenza del totalitarismo fascista? Perché il fascismo non è solo una dittatura ma è un totalitarismo? Lo si dimostra proprio sul terreno della guerra. Il fascismo è un totalitarismo perché non si limita a controllare gli italiani, non si limita a reprimere le libertà. Non è semplicemente una dittatura a partito unico, come ce ne sono state tante. No, il fascismo è un totalitarismo perché vuole rifare gli italiani, ricrearli, migliori. Qualche giorno fa, forse, se qualcuno legge Repubblica, avrete notato che il nuovo direttore di Repubblica, Mario Orfeo, ha pubblicato un editoriale dal titolo
il cadornismo politico. Cos'è la categoria di cadornismo politico? È una categoria che si è inventato Gramsci, che prende lo spunto dal mai abbastanza insultato capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna. Qual è l'idea? Gramsci non la cita, ma io, come sapete, ho a lungo lavorato sul beneamato Luigi Cadorna, quindi ve la racconto io. Cadorna amava ripetere una massima che lui trovava estremamente divertente e azzeccata, ma che considerava anche l'architrave del suo pensiero. Il superiore ha ragione, specialmente quando ha torto. E su questa architrave lui costruiva la visione di una società che secondo lui doveva essere, per funzionare, gerarchica, disciplinata e profondamente illiberale. Cadorna non si limita a essere un cattivo generale. Cadorna è qualcuno che crede che l'organizzazione della nazione italiana per la guerra sia la cosa migliore che sia mai capitato agli italiani. Gli italiani sono più efficienti, sono più disciplinati, certo, se no il te li fucilo, e in fin dei conti sono migliori, sono gli italiani così come noi li volevamo. Quindi Cadorna, e non solo Cadorna, Cadorna e molti suoi colleghi, sostengono che la guerra non deve essere una parentesi, ma quell'organizzazione lì, cioè il paese trasformato in una caserma, deve essere il modello della vita italiana da quel momento in avanti. Che bello che gli italiani obbediscano agli ordini, che bello che i partiti vengano disciolti e soprattutto che bello la censura sulla stampa. Perché io mi diverto se non ho nessuno che mi critichi, nessuno che dica che la pensa diversamente da me, nessuno che mi dica soprattutto che sbaglio. Se conoscete un pochino Luigi Cadorna, sapete che lui non era esattamente una persona particolarmente propensa ad ammettere di aver sbagliato qualcosa, il che fa di Cadorna il modello del leader politico italiano attuale. Gramsci l'aveva vista giusta quando aveva detto che il cadornismo in politica è entrato nella psicologia del paese. Certo, lui lo scriveva perché vedeva Mussolini, però è vero. Cioè, l'idea che tutti coloro che vogliono rifare gli italiani in realtà siano disposti A, a farli massacrare e B, a privarli delle libertà, sembra una specie di filo rosso narrativo. Così, il totalitarismo fascista, lo riassumo in maniera molto rozza, è un totalitarismo esattamente per questo, perché vuole rifare la testa degli italiani e trasformarli in ciò che, secondo Benito Mussolini, avrebbero dovuto sempre essere. Un popolo di guerrieri disciplinati, obbedienti, perché è obbediente il termine chiave, che non rompano le scatole, privi di libertà perché le libertà sono brutte e tutti fedelmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, che incidentalmente è anche l'unico ammesso. Quindi il fascismo fa di tutto per trasformare l'Italia in una grande potenza guerriera, come avrebbe già dovuto essere da sempre nelle migliori tradizioni nazionalistiche. Ora, i primi anni si può dire Mussolini c'ha altro da fare. Deve far fuori tutti gli oppositori interni, dire che i treni arrivano in orario, costruire il Ministero dell'Educazione Nazionale non ci aggiunge del merito perché questo lo faranno dopo. Insomma, c'è un pochino di cose da fare. Investire in radio e televisione, perché per far credere queste boiate agli italiani bisogna avere un media system particolarmente potente. E in questo Mussolini, che dal punto di vista politico è scellerato, ma come comunicatore è un genio, probabilmente il più geniale comunicatore che si sia mai avuto in questo paese prima di Berlusconi, ecco, capisce che non bastano i giornali, specie in una popolazione di analfabeti, non bastano più nemmeno le riviste illustrate. Lui, da buon giornalista, investe moltissimo in radio e televisione. La radio, vabbè, poi è diventato un mezzo colto, la televisione, vabbè, la televisione ce la teniamo ancora per com'è. Convince gli italiani, o cerca di farlo, che gli italiani sono destinati a dare prova di sé come potenza guerriera. A un certo punto, dopo un po' di anni, qualcuno probabilmente, io me lo immagino, gli sarà andato a chiedere: scusi se mi permetto, Duce. Ah no, scusi no, perché lei era stato abolito, giusto? Scusate se mi permetto, Duce, ma noi, anzi voi, avete continuato a dire che siamo un popolo di guerrieri, ma la guerra? Effettivamente ci manca una guerra. Allora, sapete cosa facciamo? A. Andiamo a vendicare l'onta di Adua.
E alla metà degli anni 30 del Novecento, quando si comincia già a parlare di decolonizzazione, l'Italia si imbarca in un'avventura coloniale fuori tempo massimo, con un esercito che sfiorerà il 500.000 di uomini e tutto quello che la povera, peraltro non del tutto industrializzata, scalcagnata Italia ha da buttare nell'ordalia della guerra. Viene tutto buttato in Abissinia. Risultato mediatico della guerra d'Abissinia enorme. Enorme, perché? Perché la guerra è indiretta per come poteva essere indiretta all'epoca. Tutti gli italiani ascoltano i bollettini della radio sulla guerra di Abissinia. Battaglie epiche. I carri armati di Badoglio che avanzano dovunque, poi nessuno si chiede perché ci mettiamo 9 mesi a conquistare un paese il cui esercito è composto fondamentalmente da bande tribali. Ma questo, come dire, è un dato di realtà che non può essere discusso. Perché? Beh, perché radio e televisione non sono mica libere. Tutti gli italiani alla sera si radunano per ascoltare il bollettino di guerra di Sua Eccellenza il maresciallo d'Italia Badoglio, che racconta cose vere, racconta cose false, ma non importa, l'importante è che si radunano per ascoltarlo. Ci sono 8 milioni di apparecchi radio a un certo punto in Italia in quegli anni, 1,5 milioni acquistati nei giorni in cui comincia la guerra di Abissinia. C'è un aneddoto molto importante, almeno a mio parere, perché lo trovo adorabile. In un romanzo che oggi non si legge più, ma che all'epoca era molto famoso, L'ombra delle colline di Arpino, che vinse il premio Strega, siamo all'inizio degli anni 60, il patriarca di una famiglia piemontese, antifascista, democratico, che detesta, disprezza i fascisti, questi parvenu violenti, dice di essersi comprato la radio per poter seguire anche lui come andava la guerra in Abissinia. Quindi, guerra d'Abissinia. Risultato militare discutibile, perché? Perché mandiamo a massacrarsi le poche cose moderne che avevamo nel nostro arsenale. Risultato mediatico e di consenso del fascismo straordinario. Poi, ecco, poi Mussolini, da buon romagnolo, decide di strafare. E cosa fa? Si imbarca anche nella guerra di Spagna. Perché si imbarca nella guerra di Spagna? Perché è la crociata contro il bolscevismo. Io non ho il tempo, anche perché ormai sto veramente rasentando l'ora, di raccontarvi le avventure e disavventure della guerra di Spagna, ma c'è un singolo episodio che invece vi voglio raccontare. Perché? Perché ci dimostra come le fortune mediatiche anche del più fortunato comunicatore possano improvvisamente rovesciarsi, il che ci dà speranza. Guadalajara, battaglia di Guadalajara. Gli italiani sono appena arrivati praticamente in Spagna, ok? Alla battaglia di Guadalajara i cosiddetti volontari del corpo volontario italiano, che non sono volontari per niente, perché? Perché sono stati assoldati a suon di premi molto consistenti, e alcuni sono semplicemente dei coscritti sbattuti lì, si scontrano con le truppe repubblicane. Gli italiani appoggiano i golpisti di Franco, dall'altra parte i repubblicani, tra cui anche il battaglione Garibaldi degli italiani esuli antifascisti che si battono per salvare la Repubblica legittimista. Italiani contro italiani. In realtà non è chiarissimo se si siano scontrati sul campo quel giorno, ma quello che è certo è che a Guadalajara i carri armati, i famosi carri armati, le scatole di lattine degli italiani, i soldati italiani, i generali italiani fanno una figura abominevole. Si ritirano talmente tanto che a un certo punto si perde il controllo e non si sa più gli italiani dove hanno finito per scappare. Guadalajara è rimasta famosa in Spagna per molti motivi, ma anche perché dà origine a una canzonetta che per colmo di scherno viene cantata ancora oggi sulle note o di giovinezza oppure della canzone del Grappa. Guadalajara no es Abissinia, e fin qua ci siamo, italianos, menos camiones y más cojones. Mi perdonerete, sono delle signore in sala se non traduco liberamente il testo. Ora, qual è la cosa interessante di questa canzonetta? Che non viene cantata solo dai rossi, viene cantata anche dai golpisti nazionalisti di Franco. E in realtà diventerà un grande successo internazionale. Non vi dico che va a Sanremo, ma poco ci manca. Il problema è che la guerra di Spagna rivela la distanza abissale tra le parole del fascismo,
siamo la potenza guerriera erede di Roma imperiale e quindi andremo dovunque, batteremo chiunque e faremo la crociata contro i bolscevichi. E la realtà di un paese che non è minimamente preparato per una guerra moderna. L'Italia non ha una chance. L'Italia ha perso la seconda guerra mondiale il 10 giugno del 1940, un minuto dopo averla dichiarata. E guardate, se voi foste stati nella sala del Gran Consiglio di Guerra del Fascismo, dove si radunano i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, 3 mesi prima, avreste potuto dirlo tranquillamente anche 3 mesi prima, perché Mussolini arriva a una riunione dei vertici dello Stato Maggiore e si rivolge ai generali dicendo: sapevate che non abbiamo cannoni? No, l'ho scoperto ieri sera, non abbiamo cannoni. Ecco, incidentalmente l'Italia entra in guerra, a parte senza cannoni, entra in guerra senza un piano, non c'è un piano strategico. Anche perché esattamente qualcuno si è mai chiesto l'Italia il 10 giugno del 40 perché entra in guerra? Perché non lo sa nessuno. Sì, ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace, ma questo non è un piano operativo. Questa è una boutade di un capo politico. Il piano per invadere la Francia, vabbè, lo sappiamo come è andato a finire, no? Abbiamo più congelati che morti. Per il resto la guerra non andrà meglio. Perché? Perché è una guerra scordinata, non preparata, senza piani e, badate bene, in cui non si sa nemmeno chi comanda. Perché effettivamente, chi diavolo comanda durante la seconda guerra mondiale? Cioè, nel 1915 era antipatico, era un incompetente, ma almeno sapevamo chi era il capo. Luigi Cadorna comandava. E nel 40? Il re no. Deo grazias. Badoglio? Boh. Teoricamente dovrebbe essere lui capo di Stato Maggiore Generale, ma di fatto Mussolini, per il prestigio del regime, ottiene di farsi nominare capo di Stato Maggiore delle forze operative. Cosa sono le forze operative? Non lo si sa. Perché? Guardate, lo traduco nel linguaggio di oggi, perché hanno fatto la riforma ma mancano i decreti attuativi. Si dimenticano di scrivere cosa sono le forze armate operative. A naso, tutte quelle che sono impegnate in una battaglia. Ma a naso. Andate voi poi a spiegare chi dà gli ordini a quel punto. Risultato, se voi andate a leggervi, e ci sono, le testimonianze degli ufficiali impiegati negli cosiddetti alti comandi italiani tra 40 e 43, la testimonianza di un generale molto bella, si chiama Quirino Armellini, lui, regna il caos. La dimostrazione più palese che non solo la principale qualità dell'esercito, ma la principale qualità dei regimi di estrema destra è passare dal facile al difficile attraverso l'inutile. E così la guerra va di disastro in disastro. Poteva andare diversamente? Con loro? No. Non solo con Mussolini, ma anche con quell'altro genio del generale Graziani, futuro presidente dell'MSI. Giusto per ricordarlo. E così arriviamo alla parte finale, apparentemente, di questa storia. Quella che sarebbe dovuta essere la parte finale, se io questo libro l'avessi scritto prima del 24 febbraio del 22. Cos'è quella fotografia lì? È l'8 settembre del 43, Porta San Paolo. A Porta San Paolo, Roma, tra il tardo pomeriggio dell'8 settembre e la mattina del 9 settembre del 43, la guerra esce dal terreno dell'imposizione totalitaria fascista e torna a essere una scelta. Per la prima volta nella loro storia, gli italiani scelgono se combattere o no. Chi sceglie? 4 gatti, per carità. A Roma i romani si difendono contro i tedeschi. Chi si difende? Soldati che non hanno ricevuto ordini, civili. Ricorda Paolo Monelli, grande scrittore, grande giornalista, veterano della Grande Guerra, che la mattina del 9 settembre a correre verso Porta San Paolo erano i vecchi veterani della Grande Guerra col fucile da caccia,
gente con ancora il distintivo della medaglia al valore del 15-18, le ragazze che scappano di casa e vanno a vedere se possono fare qualcosa anche loro, perché a Porta San Paolo combattono tutti, combattono gli uomini, combattono le donne, combattono le ragazze di 15 anni, come dice Heinlein in Fanteria dello Spazio, combattono tutti, compreso il prete, il cuoco e il gatto. È il momento in cui la guerra diventa una scelta e gli italiani tornano a combattere. Perché? Per il re? No. Per Roma? Anche. Combattono perché la scelta è tra essere solo vittime e poter avere la possibilità di immaginare un futuro proprio. Di poter immaginare tanti futuri possibili. Perché non è che gli italiani che combattono a Porta San Paolo, a Cefalonia, e che poi prenderanno le armi e saliranno in montagna qua da noi, come Gigi Meneghello. Gigi Meneghello all'epoca era un giovane sottotenente di complemento degli Alpini. Torna a piedi in Veneto, perché era stato dislocato in Toscana, e cosa fa? Consegna le armi? No, con 4 gatti, i suoi compagni di università, sale in montagna. Hanno la stessa idea d'Italia in testa? No, ci sono centinaia di futuri possibili, tante idee d'Italia differenti, tanti progetti politici differenti. Chi vuole ancora il re, chi vuole la Repubblica, chi è comunista, chi è liberale, chi è cattolico, chi non lo sa bene, chi va a fare la resistenza perché non vuole andare ad arruolarsi con la RSI. Ma a Porta San Paolo, quello di cui siamo certi è che chi combatte lo fa per scelta. Ed è per quello che quando celebriamo l'8, 9 e il 10 settembre del 43, noi celebriamo non la morte della patria, come hanno detto alcuni miei non illustri colleghi. Noi celebriamo esattamente il momento in cui di patrie ne rinascono anche troppe. Nel senso, c'è tanto entusiasmo, molta generosità, tante Italie che rinascono in quel momento, ma badate bene, sempre con le armi in mano. Perché? Perché vedete, io qui avrei dovuto fermarmi se questo libro l'avessi scritto il 22 o il 21 o il 20 febbraio del 2022. Poi è successo qualcos'altro. E allora questo libro ha cominciato a crescere e sono andato avanti. Ho passato il 43, ho parlato della guerra civile, perché anche la guerra civile è fatta di scelte, alcune molto dolorose. Ho parlato della resa di un paese sconfitto, perché comunque nonostante la cobelligeranza l'Italia esce sconfitta dalla guerra, che però non diventa nell'idea della Costituente un paese disarmato. Ho parlato di una Costituente che vara una Costituzione in cui c'è scritto bensì che l'Italia ripudia le guerre, ma non tutte le guerre, perché questo è un equivoco comune su cui cadiamo sempre. Ripudia le guerre di aggressione, ma la guerra di difesa no, tant'è che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E torniamo al recinto del sacro. L'Italia repubblicana, che nasce ufficialmente dopo il referendum costituzionale e con l'adozione della Costituzione repubblicana nel 1948, non è un paese disarmato, non è nemmeno un paese pacifista. È un paese che crede nel fatto che le armi siano ancora parte integrante della vita pubblica, tant'è che tiene la coscrizione obbligatoria e dice tutti dobbiamo concorrere alla difesa della patria. Aderisce alla NATO e investe una quantità di soldi pubblici inimmaginabili per un paese fatto a pezzi nel fortificare la soglia di Gorizia. Perché? Perché ci inventiamo la nuova missione storica, noi siamo i guardiani del fianco sud dell'alleanza. Noi difendiamo le porte delle liberal democrazie contro la barbarie del patto di Varsavia comunista. L'esercito repubblicano, che nel 1948 è poca cosa, 4 anni dopo è già un esercito rispettabile. Perché? Perché piovono finanziamenti. Ma qualcosa a questo punto è successo. È successo che gli italiani, soprattutto quelli non che vengono da prima, cioè non i De Gasperi, che qua a Bassano nel 1948 tiene un famoso discorso, non i Bonomi, non la vecchia classe dirigente, che quel codice è in testa, nobilmente, sinceramente, ci credono, sono convinti. Ma un'altra generazione, quella che cresce bambina nelle città rase al suolo dai bombardamenti, quella che cresce tra gli stenti, tra la fame, quella che vede la bomba atomica, quella che anni dopo comincia a sentire un'espressione curiosa circolare, crimini di guerra, nei primi anni non se ne parla. Ecco, quella generazione comincia a pensare che
tutto nesso, cittadinanza armi, cittadinanza sacrificio, nazione, coraggio, sia un nesso che comincia a perdere di senso. E allora? E allora quella generazione si ritrova un giorno, ed è il 1961. È il 1961 ed è l'anno della prima marcia per la pace di Assisi. Che, guardate, non è una data per cui tutto nero prima e tutto bianco dopo, ma è una data simbolica. È una data simbolica perché nel 61 il movimento pacifista in Italia può già dirsi un movimento di massa. Ed è la data da cui comincia uno scivolamento progressivo. Verso cosa? Beh, verso i giorni che precedono il 2022. Sospensione della coscrizione obbligatoria, progressivo calo delle spese militari, fino a raggiungere soglie di mera sopravvivenza e soprattutto in tutta Europa, progressivo taglio delle forze armate. Nell'arco di una decina di anni, all'inizio degli anni 2000, cioè negli anni in cui si sospende la leva, la coscrizione obbligatoria, l'esercito tedesco passa da 500.000 di uomini a 250.000. Cosa sta succedendo? L'Europa sta vivendo un sogno, è quello che noi storici chiamiamo l'età post-eroica, l'età della pace scontata. L'età in cui si crede che il nesso tra sacrificio, cittadinanza e guerra sia qualcosa che appartiene al passato. E io avrei tanto voluto chiudere il mio libro lì, ma non era possibile. Così, vedete, mantengo la promessa di quello spoiler che vi avevo fatto all'inizio. Il 24 febbraio del 2022 le lancette dell'orologio tornano indietro, improvvisamente, di almeno 30 o 40 anni. E l'Europa scopre qualcosa che in realtà gli osservatori più acuti dicevano già da una quindicina d'anni. Lo dicevano da un giorno del 2007 in cui Vladimir Putin si era presentato alla conferenza per la sicurezza internazionale di Monaco dicendo: da questo momento in avanti la Russia ricostruirà il suo spazio imperiale. Rushki Mir. La Russia denuncia gran parte dei trattati di disarmo che aveva avviato fino a quel momento con la NATO, con cui era in buoni rapporti. Nei documenti ufficiali della NATO la Russia non è considerata ostile fino al 2014. Passano ancora alcuni anni, gli diamo ancora un po' di tempo, magari ha voluto fare la buttata. Dopo il 24 febbraio, due voci, o tre o quattro, si levano lucide. A me piace ricordarne due. Una è quella del presidente del Consiglio dell'epoca, Mario Draghi, che tiene la conferenza stampa probabilmente più corta e gelida della storia dei presidenti del Consiglio dei Ministri in Italia. Scende in sala stampa e dice ai giornalisti: la Repubblica di Ucraina è stata invasa da forze armate della Federazione Russa, la Repubblica di Ucraina è uno Stato sovrano e democratico e quindi noi la sosteniamo, e già questo è uno statement politico fondamentale, ma soprattutto quello che succede in Ucraina da oggi ci riguarderà tutti per sempre. E in quel momento cala un gelo in sala stampa, potete ritrovare il video su YouTube tranquillamente. Mario Draghi saluta da buon gesuita e se ne va. Si vede che ha studiato i gesuiti. L'altra voce lucida è quella di un giornalista che io conosco bene perché ogni tanto ci lavoro insieme, con cui non sono sempre d'accordo, ma è molto famoso, voi lo conoscete, Aldo Cazzullo. Non è che io sia sempre d'accordo con lui, abbiamo lavorato insieme ogni tanto in televisione. Aldo Cazzullo il giorno dopo scrive un editoriale sul Corriere della Sera, che è un editoriale formidabile, per il titolo: sapremo reagire? Saremo pronti? E a quella domanda ancora oggi, ogni volta che io vedo un talk show, un telegiornale o apro la maggior parte dei giornali, non so dare una risposta. Come ha ricordato Stefano, io collaboro anche a tempo perso, perché io di mestiere faccio il professore all'università e considero quello il mio lavoro. Ma a tempo perso ogni tanto scribacchio anche su qualche giornale e ogni tanto vado in televisione. Quest'estate ho scritto una serie di articoli per il Foglio, cercando di far capire al pubblico, dei lettori, che non è con le emozioni e gli editoriali psicologici e lacrimosi che noi capiremo quello che sta succedendo, è con i numeri, con i dati. Però in Italia i numeri e i dati, scusate, sono brutti, e se voi ancora oggi provate a usare la parola guerra, in un talk show vi cala l'audience. Provate a guardare 8 e mezzo una sera, e poi sì, esatto. E poi ditemi
quante volte c'è una persona competente che vi sta spiegando cosa sta succedendo. E lasciamo perdere il fatto che la guerra in Ucraina è una guerra dimenticata oggi, perché siamo focalizzati sull'attenzione sul Medio Oriente. Questo è spiegabile, perfino comprensibile da un punto di vista della comunicazione mediatica, ma non è corretto. Peraltro anche la guerra in Medio Oriente ce la raccontano come fosse una specie di cartone animato. A conclusione della faccenda, le ultime pagine del mio libro sono dedicate esattamente a quelle voci lucide e a quella che sembra lì per lì una profezia di un disastro, ma che non lo è. È un appello a saper difendere ciò che abbiamo conquistato. Quando? Intanto nel settembre del 43 e tra 43 e 45. Perché? Perché io ho intitolato questo libro Il ritorno della guerra. Non era il primo titolo che avevo avuto in mente. Il primo titolo era molto più accademico, era Guerra e cultura. Il ritorno della guerra finisce nel 2023 perché? Perché la guerra su vasta scala, non le guerre esotiche che abbiamo esportato per i 20 anni precedenti, non le cosiddette missioni di pace, che era un modo nostro per dire che la guerra non c'era ma l'andavamo a fare da un'altra parte, con pochi uomini, ben equipaggiati, ben pagati, che andavano lì a combattere e morire per noi, al posto nostro. Ecco, quell'epoca lì, l'epoca della pace scontata, l'età post-eroica, ecco, quella è finita il 24 febbraio del 2022 e non torna indietro. Ed è cominciata un'altra cosa, molti storici la stanno chiamando adesso l'età dell'angoscia, e io concordo. È un'età in cui un libro come questo, ed è il motivo per cui alla fine l'ho scritto, serve a ragionare sul passato, a ragionare di un passato in cui noi potevamo essere contro o a favore di una guerra, e questo è fondamentale, ma dovevamo capirla, e per capirla dobbiamo saperci ragionare sopra, dobbiamo usare le parole giuste, conoscerla, saper fronteggiare le emozioni che suscita una guerra. Perché? Perché una guerra può suscitare uno spettro infinito di emozioni, compreso l'entusiasmo, compresa l'esaltazione. Ma l'importante è saper gestire e dominare le parole della guerra, le emozioni della guerra, le canzoni della guerra, i ricordi della guerra e soprattutto tutte quelle strabenedette false notizie che normalmente servono a creare il consenso alla guerra. Per questo ho scritto questo libro, perché che ci piaccia o no, dal 24 febbraio del 2022 noi la guerra la dobbiamo guardare negli occhi, e solo se la sapremo guardare negli occhi riusciremo a capirla. Grazie. Grazie a Marco Mondini, è stata una bellissima presentazione, ma soprattutto un racconto appassionato di 160 anni di storia italiana e internazionale. Sono le 7, non c'è tempo per fare delle domande, mi dispiace, anzi dobbiamo liberare lo spazio perché dobbiamo risistemare la sala. Ringrazio davvero il professore, ci sono le copie del libro all'ingresso della sala. Grazie.